Sono la responsabile unica del progetto Valeria Cepi di Simico e Angelo Redaelli, legale rappresentante della Graffer SRL, la società incaricata dei lavori. Gli altri due nomi delle persone iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine della Procura di Belluno sui lavori di esecuzione della cabinovia Pollonio Socrepes di Cortina d'Ampezzo, la cui entrata in esercizio era prevista per l'inizio dei Giochi Olimpici invernali del febbraio scorso. Oltre a Cepi e Redaelli risulta indagato l'amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini. L'ipotesi di reato contestata dalla Procura è quella di turbata libertà degli appalti. Nella giornata di giovedì sono scattate le perquisizioni personali e societarie eseguite in 5 città italiane, in particolare nelle sedi di Simico e di Graffer SRL, capofila dell'Associazione Temporanea di Impresa con la bellunese Dolomiti Strade e Ecoedile di Bergamo. Intanto arrivano le prime reazioni della difesa. Attraverso il proprio legale, Angelo Redaelli di Graffer SRL respinge ogni addebito. Siamo assolutamente convinti di essere nel giusto, afferma l'avvocato Benedetto Maria Bonomo, che all'ANSA dichiara di auspicare una rapida chiusura del fascicolo, usando toni tutt'altro che concilianti. Il legale conferma che la società non è nuova a procedimenti su ipotesi perturbativa d'asta e sempre siamo stati assolti, dice. Bonomo contesta anche la scelta della Procura di diffondere comunicati stampa. Ci vorrebbe un po' di più prudenza prima di rilasciare informazioni che lasciano il tempo che trovano le sue parole. L'inchiesta della Procura di Belluno procede con gli accertamenti e le attività sono rivolte a rafforzare un solido compendio probatorio, nel frattempo già acquisito.